al villaggio i biongiui che frequentavo e un figlio del villaggio a costato, che sono 1 chilometro e mezzo, 2 chilometri, e mai si morridero. Lo andavo a bere la nuit, il giorno che avevo sul travaglio. Quando arrivai al rio, il lupo si metteva a riesce, lo seguiò. E quel giorno era pas troppo rassurato, perché faceva attenzione per tombare, perché se era tombato il lupo saltava di su. Arrivai a Solvès con me. A Solvès i biglietti 3-4 ore, 5 ore, non sapeva pas. E quando j'ai probigliato, io ero membau, loro contenti che il lupo l'aveva seguito. E loro dietro che me il lupo sarebbe tornato a partire. Pas di tutto. Il lupo le sperava e lo tornò accompagnato jusqu'au villaggio.